Avevamo bisogno di vendere una casa a Modena, per noi era molto importante. كنا بصون نبيعوا دار تاعنا في مودنا وكانت importante ħafna lina. Ma per anni sembrava tutto bloccato, non riuscivamo a vendere questa casa. imma għal ħafna snin ma stajna b'xejn nbijaw id-dar. Poi l'Apostolo Gordon è venuto a Modena. Mbagħad ġie l-Apostolu Gordon Modena. Gli abbiamo raccontato di questo problema. Qegħdilu b'din il-problema. Ha pregato per questa casa. Talab għal din dar. Immediatamente è stata venduta, si è sbloccato tutto immediatamente. Kollu sblokkja mal-ewwel ċempluna biex jixtruha. Adesso passo la parola a mio marito. Issa nagħti l-kelma żewġi. Scusate l'emozione. Skużawni nħossni emozjonat. La chiesa bellissima, Għandkom knisja sabiħa ħafna, una famiglia meravigliosa familja meraviljuża, e noi ci sentiamo parte di questa famiglia. u nħossna ġa parti minn din il-familja. Anche perché conosciamo l'Apostolo Gordon Anka x'nafu l-Apostlu Gordon dal 2007. mill-2007. Veramente l'Apostolo è un uomo integro, U l-Apostlu Gordon huwa tassew bniedem integru, una persona meravigliosa, veramente. persuna meraviljuża tassew, E la cosa che mi ha colpito fin dall'inizio u dak li laqatni li żjed fih mal-ewwel che in lui davvero si vede l'amore di un cristiano, fih tidher tassew l-imħabba tan-nisrani, però autorevole, però għandu awtorità. quando ce n'è bisogno. Meta jkun hemm bżonn juża l-awtorità. E quando lui ti parla, U meta jitkellem ti mostra con la parola di Dio quello che ti dice. jagħtik prova ta' dak li qed jgħid bil-kelma tagħha, skont il-kelma tagħha. Io voglio dare questa piccola testimonianza Nixtieq nagħti li testimonjanza żgħira per incoraggiare la Chiesa. biex ninkoraġġixxi lill-Knisja. Noi abbiamo passato un po' un periodo di difficoltà Għaddejna minn żmien daqsxejn diffiċli, da Modena dopo la vendita di questa casa. minn Modena wara li beħejna dik id-dar, Abbiamo deciso di andare a vivere in Calabria morna nżilna ngħixu f'Kalabrija. e abbiamo passato un po' di anni veramente, Għaddejna xi ftit snin, 7-8 anni di difficoltà, 7 snin ta' diffikultà, ma siamo rimasti fedeli al Signore anche nel dare imma bqajna fidili għal-mulej anka f'dak li nagħtu lill-mulej. e non mostravamo mai a nessuno anche quando noi eravamo in difficoltà. U ma konna ngħidu ħadd xejn meta konna fil-bżonn. Diciamo che io ho una piccola attività Għandi daqsxejn ta' attività żgħira e fatturavo circa pochissimo, 30.000 euro l'anno. kont nagħmel tal-business xi 3,000 euro fis-sena ndawwar. Quando siamo ritornati a Modena Meta ġejna lura Modena, eravamo un po' combattuti, diciamo, konna daqsxejn magħfusin perché abbiamo 2 figli, għax għandna żewġ ulied. dovevo ripartire da zero, Kelli nerġa' nibda minn xejn from scratch, ristrutturare una casa. nerġa' nirranġa dar, Avevamo solo 15.000 euro. kellna biss 15,000 euro. Dopo 5-6 mesi che ero a Modena, Wara 5-6 xhur f'Modena, ho fatto l'estratto conto rajt għamilt rendikont, e aspettavo un bonifico di pagamento għax kont qed nistenna xi ħlas. e il mio conto era meno 52 euro. U kont minn taħt Meno 52 euro. 52 euro minn taħt. Con un'attività, con una famiglia Bil-attività, bil-business, bil-familja. e con una casa da finire, da U ristrutturare. d-dar għadha mhix lesta fadlilha xogħol. Oggi, dopo qualche anno, il Signore, Illum wara xi ftit snin il-mulej, il mio fatturato a oggi è 300.000 euro. illum indawwar ma' 300,000 euro. 300.000. 300,000 euro. E voglio... che
Il Signore non ti chiede di dare quando ce li hai, المولي ما يسحسيش تعطي متى عندك solo quando ce li hai, ma anche quando non ce li hai. انكا مش بس متى عندك اما انكا متى ما عندكش يوم تحسب ما عندكش بالزير Anche per provare la nostra fede. انكا باش يبروفا الفيدي تاعنا كم يسودا Ed è l'unica cosa che il Signore dice: provatemi, mettetemi alla prova, وهي لونكا حاجه اللي المولي في البيبيا يدنا بروفاوني فيها بين e vedete se io sarò fedele. وراو يك نكونش فيديل معكم